amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare, a differenza delle altre volte, perché è molto difficile appunto che succeda una rubrica dei cuori solitari per le persone, come dire, anziane, questa sera vi voglio presentare una persona anziana però di una straordinaria, praticamente, anzi di un straordinario aspetto fisico. Amici, vi presento la signora Enza. Buonasera Enza. Buonasera. Allora signora Enza, lei praticamente è in cerca dell'anima gemella, giusto? Sì. Lei, amici telespettatori, voglio ricordare che la signora Enza, attenzione, ha 76 anni, pensate bene, 76 anni signora Enza. Sì. Lei completamente non li dimostra, per cui io le voglio fare innanzitutto i miei complimenti, perché è molto difficile oggi come oggi, insomma, trovare una signora in perfette condizioni, come dire, come lei, che cioè, li porta veramente bene. Grazie. Signora Enza, mi dica, lei diciamo intanto da quanto tempo è single? Tanti anni. Lei praticamente è vedova? Divorziata. Divorziata. Da quanto tempo? Più di 20 anni. Più di 20 anni. Sì. E diciamo dall'ultimo divorzio, da 20 anni praticamente, lei non è mai, diciamo, stata con qualcuno? Mai? Cioè non ha avuto una relazione? Ho un muro ormai perché mi ha deluso, perché mi avevo sposato perché mi credeva ricca e allora avevo alzato un muro e ho detto basta. Avevo il mio lavoro di pittura, di estetista, mi ha tenuto buona compagnia con grande soddisfazione. Adesso invece penso che dividere la solitudine con un'altra persona che sia pure sola per aiutarsi vicendevolmente sia una buona idea, sempre che questa persona ci sia. Lei è di Trapani, giusto? No, non sono trapanese. Lei è praticamente originaria di fuori? Sì, sono nata a Palermo, poi cresciuta nelle città più belle d'Italia, poi la guerra ci riportò a Trapani. E diciamo ha figli, sì? Sì, sposati. E vive attualmente da sola? Sì. Chiariamo subito che la signora Enza praticamente non è una, come dire, una donna molto ricca. La signora Enza va avanti soprattutto con l'ausilio della pensione, per cui automaticamente, cioè, come dire, molti pensano magari, non so, vederla in queste condizioni perché lei poi si mantiene bene, come dire, si trucca bene. Beh, essendo estetista. Ah, lei è pure estetista? Sì, esatto. Ho capito. È quello che mi ha aiutato a vivere tanto, però c'è un'età per ogni cosa. Certo. Vabbè, mi dica signora Enza, quale dovrebbe essere il suo tipo ideale di uomo? Capisco, giustamente a 76 anni, non è che si possono avere però lei avrà sicuramente un tipo di uomo. Sì, il mio ideale sarebbe una persona colta, educato e affettuoso, ma niente di più. Non pretendo, se c'è questa persona rispettosa, che per dividere la solitudine, ripeto, non chiedo di più. Sono stata un idealista, una grande romantica, però tirando le somme non sono riuscita a realizzare il mio sogno. Adesso mi accontento anche di una persona, purché sia per bene nell'animo, che sia una persona veramente per bene in tutti i sensi. Poi dico, come quando si accende la luce, se spunta si vede anche in due, come vedo una persona, si dividono le spese, giusto? Non ho pretese, io ho la mia macchina, possiamo andare a fare le passeggiatine, perché alla nostra età ormai i doveri li abbiamo fatti di genitori. Allora, parliamo innanzitutto dell'età di quest'uomo che dovremmo cercare. Per me l'importante è che non sia più grande di me, perché io, ripeto, sono molto giovanile. Lo so. E questo purtroppo alle volte, per quanto è possibile, questo alle volte purtroppo è un pregio, e può essere anche, diciamo, una cosa non tanto ideale, perché, come ripeto, la signora Enza ha 76 anni, però purtroppo, dico purtroppo, non li dimostra, quindi automaticamente non dimostrandoli potrebbe anche non essere bello, perché giustamente ci vuole un uomo giustamente molto più giovane per adattare la coppia, giusto? Ma io penso, se c'è la simpatia, se c'è il riscontro dei caratteri, poi gli anni non passano in secondo ordine, penso. Vabbè, allora abbiamo parlato di un uomo massimo 70 anni. Non lo so, vabbè, ce n'è qualcuno in più, non è che cadrà il mondo. Poi giustamente dipende dall'aspetto, se li porta bene o non li porta bene. Speriamo di incontrare una persona magari che li porti bene come lei. Me lo auguro. Vabbè, mi dica signora Enza, quali sono i suoi hobby? I miei hobby sono il ballo, la musica,
Lei ama Sì. molto ballare, nonostante la sua età, lei praticamente si diletta. Sì, sì, e la lettura, queste sono quelle Esatto. principali. Per cui automaticamente la persona che diciamo, dovrà incontrare lei dovrà avere anche, bene o male, un po' di passione per il ballo. Sì, a me Dovrebbe basta essere come che- lei. Perché lei, nonostante la sua età, ripeto, è una donna praticamente che non ha mai perso soprattutto l'abitudine per queste passioni, giusto? Sì, diciamo che è l'unico tesoro che mi rimane. Va bene. Coltivare questo hobby. Poi Logico. mi piace anche viaggiare, però da soli Certo. dove si va? Esatto. Si vede Va bene. qualcosa di bello, con chi si commenta? So pure che ha Con l'hobby. le stelle, con la luna. So pure che ha l'hobby della pittura. Anche è una sì. pittrice. Sì, sì. Difatti, come possiamo vedere, alcuni dei suoi quadri, che sono bellissimi, Grazie, si sì. diletta anche. Ha l'hobby della poesia, forse? Anche. Anche. Qualche poesia. È molto romantica. Molto. Certo. E questa è stata la mia rovina. Perché oggi bisogna essere obiettivi, non più romantici. Purtroppo i tempi si sono capovolti. Mi dica, signora Enza, che cos'è che l'ha spinta a presentarsi qui a Strano Amore Siciliano? Ma perché mi ero un po' rassegnata, poi dico, ma che male faccio? Se trovo l'anima gemella, se trovo una persona con cui dividere doveri e la solitudine, e se capita di fare una passeggiata, di poter andare a ballare insieme, che i tempi sono brutti, oggi io da sola non esco più. Certo. Logico. Va bene, amici telespettatori, abbiamo conosciuto la signora Enza, 76 anni, ripeto, non li dimostra completamente come voi state vedendo, però ce li ha, di Trapani, che è in cerca praticamente del suo uomo ideale. Se c'è qualcuno di voi interessato a conoscere la signora Enza, che è qui accanto a me, non può fare altro che chiamarla al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. E chiamate perché la signora Enza è praticamente disposta a mettersi davvero con serietà con un uomo che la voglia bene, e soprattutto per passare quel poco di tempo che resta nella vecchiaia, Che Dio giusto? vorrà ancora regalarci, certo. Esatto. Va bene, signora Enza, che possiamo dire più di questo? Che altro messaggio possiamo dare all'uomo che la starà guardando in questo momento? Ma penso che non sarà ingannato perché io sono molto sincera, molto affettuosa e premurosa, non per vanto, ma chi mi conosce sa che sono Certo. fatta così. Se lui per dire si mette su una poltrona per riposare, io prendo un plaid e glielo metto sulle gambe, un cuscinetto dietro la testa, sono premurosa. E naturalmente anche un tipo coccolona, giusto? Coccolona, Perché sì. le coccole piace farle e piace anche riceverle. Certo, giusto? certo, Va bene. certo. Ok, amici telespettatori, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche la signora Buonasera a tutti. Enza. Ciao. Enza. Oh yeah!